Quarta corsa dall'Arcoveggio, cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, 2 ritiri, Futurity K e Follow Me. 1 Fiascherino, 2 Folpec, 3 Faserop, 5 Felicité, 6 Ferdinando Jet, seconda linea 7 Fly to the Moon F, 8 Lioness Bar, 9 Facsimile, 10 Fox Truppo, 11 Fipsi Etoile. Favori per Faserop, numero 3 Roberto Vecchione. Partenza con Faserop che cerca di reggere l'urto di Felicité e Ferdinando Jet che scattano veloce su esterno. Faserop rientra sulla curva, Faserop in vantaggio, respinge Felicité, mentre serra sotto Folpec, debuttante, e in terza posizione si è accodato invece Ferdinando Jet. Deve desistere invece Felicité che trova posto in quarta posizione lungo la corda. In vantaggio numero quindi 1 Fiascherino squalificato, che è anche il netto favorito, 400 metri iniziali in 33 per il leader che guida sulla seconda piegata, è sempre talonnato da Folpec e Ferdinando Jet, quarta posizione per Felicité, poi tutti gli altri in fila indiana con la risalita esterna da parte di Fox Truppo che viene però anticipato da Felicité e poi da Ferdinando Jet che va deciso su Faserop. Ferdinando Jet attacca al passaggio davanti alle tribune, i due prendono vantaggio con un parziale secco in 15-1, 1-1-8 il passaggio agli 800, i due si staccano, poi si riaccoda in seconda posizione Ferdinando Jet che ha cercato di sorprendere Faserop che ha respinto comunque l'avversario. Questo suo primo attacco, 1.16.7 il passaggio al chilometro, siamo ora a 500 dall'arrivo con Faserop in testa, Ferdinando Jet nella scia, gli altri che perdono contatto, 400 alla conclusione, parziale ancora veloce in 14.8 per Faserop, rimane a contatto Ferdinando Jet, gli altri nettamente più discosti. Cavalli al completamento della curva finale con Faserop che prende un paio di lunghezze di margine. Retta d'arrivo Faserop in testa, Ferdinando Jet in seconda posizione. Nettamente intervallati i due con Faserop che controlla nel finale e fornisce un rientro davvero eccellente. Secondo posto per Ferdinando Jet, per il terzo è ancora Felicité che regge il finale Lioness Bar. 1.15.6 il ragguaglio al chilometro, 30 a chiudere dopo un 29.7 di penultimo quarto, 59.7 per il giro conclusivo. La bella vittoria per il rientrante Faserop Roberto Vecchione per conto del team Elert della scuderia Furia.